Un inno alla pace attraverso un tripudio di profumi e colori, quelli della natura e dei suoi frutti. Si è conclusa con la partecipazione di oltre 5.000 persone l'edizione 2025 di Ghetto in Fiore, che si è svolta senza timore alcuno nelle strade del quartiere ebraico del centro di Padova. Nel nostro DNA come agricoltori abbiamo la speranza, abbiamo la coltivazione, abbiamo la creazione di cibo che è vita, per cui non possiamo che essere contrari alla distruzione e alla morte e nel nostro piccolo cercare di dare dei segnali che siano quelli sì di distensione, ma anche di capacità di riconoscere la dignità delle persone e del lavoro per tutti quanti. Rose, orchidee, azalee, camelie, piante stagionali e perenni, piante grasse, poi miele, tisane e molto altro. Un'edizione all'insegna della solidarietà. La CIA di Padova ha infatti donato confetture e miele alle comunità alloggio Anfas di Corte e Calando, dove anche i ragazzi si cimentano nello stimolante lavoro dell'agricoltore. Abbiamo avviato una produzione di aglio, abbiamo in un piccolo spazio prodotto zucchine, fiori di zucca, abbiamo nel parco della nostra sede degli alberi di melograno, degli alberi di albicocche, insomma quello che si può, però devo dire che per i nostri ragazzi, per noi sono sempre ragazzi, è molto stimolante il fatto di dire ecco questo l'ho fatto anch'io.